24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Il Veneto è stato presente con le sue eccellenze enologiche al ProWine di Düsseldorf, la rassegna internazionale più importante d'Europa. In rappresentanza della regione è intervenuto l'assessore Marino Finozzi. Certo, abbiamo cercato di portare tutti i nostri produttori, grandi o piccoli, sotto l'ombrello Regione del Veneto, appunto per far capire il territorio da dove arrivano questi vini. Dobbiamo registrare un aumento importante dell'oltre il 50% dell'esportazione del nostro vino, andando a parlare di 8 milioni di ettolitri, 4 di questi sono vino che arrivano da località che hanno riconosciuto sia il marchio DOC che DOCG. Io credo che il futuro del vino veneto sia un futuro roseo, anche perché vediamo costantemente crescere sia da un punto di vista della qualità sia da un punto di vista della vendita. È stato presentato all'aeroporto Catullo di Verona Villafranca il nuovo collegamento di Adria Airways tra Pristina e Verona. Il nuovo volo, che ha preso avvio già il 28 di gennaio, in 3 settimane ha trasportato 2.500 passeggeri, con fattori di riempimento pari all'81,6%. Il collegamento, che unisce la città di Verona e quella kosovara, ha cadenza bisettimanale ogni martedì e sabato e utilizzerà un Airbus A319 da 135 posti. Ma insomma è un'apertura verso un paese che sta crescendo, verso un paese che si sta sviluppando a livello europeo, è un paese che ha un rapporto molto forte con l'Italia, rapporto che poi economicamente parlando, commercialmente parlando, lo è soprattutto per il Triveneto, lo è. Questo è poi il discorso forte che ci ha portati a aprire questo volo. D'altra parte noi cerchiamo di aprirne tanti altri voli, perché più apriamo voli più probabilmente possiamo far decollare sempre meglio il Catullo. A Cortina le case inagibili perché su terreni franosi o dissestati potranno essere spostate. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la delibera che definisce la procedura da adottare per spostare le abitazioni che si trovano su terreni pericolosi o idrogeologicamente dissestati. In Comune per ora sono pervenute 3 richieste da residenti che hanno necessità di spostare la propria abitazione. La situazione idrogeologica del Comune di Cortina è stata oggetto di analisi per la stesura del piano di assetto del territorio. I tecnici che lo hanno redatto hanno inserito un capitolo inerente alle fragilità del territorio, dal quale risulta che le varie aree in cui è diviso il paese sono tutte idonee. Continua il giro di vite sull'illegalità nelle comunità cinesi. I carabinieri, dopo duplice arresto per rapina della scorsa settimana, hanno fermato anche un terzo complice, protagonista dei furti nell'Alta Padovana. Per tutti e 3 è stato convalidato dall'autorità giudiziaria il provvedimento di fermo. Dal materiale raccolto in queste operazioni sono seguite indagini che hanno portato al blitz congiunto tra i militari dell'Arma e la Direzione Territoriale del Lavoro. 2 giorni di controlli sul territorio del comune di Padova, circoscritto solo ad attività gestite da cinesi. Il bilancio è pesante, con una percentuale di aziende irregolari superiore alla media nazionale. Su 20 attività controllate, 11 sono risultate avere lavoratori in nero. Per 4 di queste è scattata la sospensione del lavoro, poi ripreso a seguito del pagamento di una sanzione amministrativa e della regolarizzazione dei dipendenti. Si tratta di un parrucchiere di via Cairoli, un'estetica e un negozio di abbigliamento sito in via Tommaseo e un kebab di via Annibale da Bassano. Monitoraggio serrato di tante aziende, di tanti locali gestiti proprio da imprenditori cinesi. È importante avere sempre un occhio aperto su queste comunità straniere, è importante mantenere la pressione su queste comunità proprio per evitare che si diffonda l'illegalità. I carabinieri di Montebelluna nella Marca Trevigiana hanno denunciato per lesioni personali e rissa aggravata 8 persone che venerdì sera nel corso di una furiosa lite hanno distrutto un esercizio pubblico gestito da un italiano e da un marocchino. Si tratta di persone tra i 25 e i 35 anni, tra cui 2 donne, tutte nordafricane, tranne un italiano. Da quanto si è appreso, la lite sarebbe nata dalla scomparsa di un cellulare.
Uscito dal locale, il gruppo ha continuato a fare a botte, prendendosela anche con alcune macchine parcheggiate nei pressi. Una delle ragazze è stata leggermente ferita al collo con un'arma da taglio e ne avrà per un mese. Il web fa correre Trenitalia. Nell'esercizio 2011 Ferrovie dello Stato ha puntato forte su internet, incrementando le vendite dei biglietti grazie ai passeggeri stranieri. Tutti i particolari su industria e finanza. 24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.